Buongiorno, ben ritrovati in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questo giovedì. Tanti fatti di cronaca, come sempre molti collegamenti dal territorio e approfondimenti con gli ospiti che saranno collegati con noi nel corso di questa diretta che ci accompagnerà fino alle 13:30. Ci saranno il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, che è presidente della Fondazione Sarto, per parlarci di quelle che sono le celebrazioni legate al viaggio che compirà la salma di Papa Pio X da Roma fino al suo territorio d'origine. Tornerà a Riese, tornerà a Venezia dove è stato patriarca, e poi parleremo di argomenti anche più leggeri come il panettone estivo insieme al referente del settore dolciario della Confartigianato, Massimo Albanese. Ma andiamo con la cronaca. Allora, in regia ringrazio Andrea Basso e Mattia Pizzaia. Andiamo con la cronaca perché di pochi minuti fa un drammatico incidente frontale lungo la Postumia Romana, la provinciale 102 a Varago di Macerata. Poco dopo le 10 una Clio condotta da una 25enne che ha perso il controllo dell'auto, ha centrato frontalmente la vettura che sopraggiungeva nell'altra direzione con a bordo 2 passeggeri. La ragazza è in ospedale purtroppo in gravi condizioni. Sentiamo la testimonianza che ha raccolto la nostra Edi Caliman di un parente dei 2 feriti nell'altra vettura. Stavano proseguendo in questa direzione e la macchina dall'altra parte gli è piombata addosso senza preavviso. Quella della ragazza? Sì, quella della ragazza, sì. E dentro in macchina invece c'era suo nipote? E mio cognato. Sono fatti tanto male? Che sappia io non proprio neanche tanto. Adesso sono in ospedale con l'ambulanza e poi vedremo. Invece la ragazza l'hanno intubata? Oh, sì, portata via in elicottero. Queste le prime informazioni che abbiamo raccolto sul posto, naturalmente nel corso di questa edizione, e poi dei telegiornali ulteriori notizie su questo ennesimo drammatico incidente. E c'è stato un altro incidente che ha coinvolto proprio una giovanissima nel Vicentino nelle scorse ore in Riviera Berica, nella notte di Ferragosto, all'altezza di Ponte di Barbarano. C'è stato uno schianto tra 4 auto in cui ha perso la vita, in questo caso, una 21enne. Il lungo rettilineo che collega Vicenza a Noventa Vicentina, un boato, poco dopo le 22:30, lo schianto tra 4 auto, la tragedia che nella notte di Ferragosto è costata la vita a Valentina Cracco, la 21enne residente a Nanto, deceduta all'interno della sua utilitaria. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei medici del SUEM che hanno dovuto dichiarare la morte della giovane. Altre 2 le persone ferite e trasferite in ospedale dai sanitari, illeso il 4º automobilista coinvolto nel tragico scontro che si è consumato in Riviera Berica poco prima del semaforo di Ponte di Barbarano. Ma adesso noi faremo delle valutazioni con l'ente gestore della strada, appunto, se è il caso di installare qualche strumento per ridurre la velocità. Quello che è possibile fare, ovviamente, perché il tratto è rettilineo, non ci sono abitazioni, però ecco, faremo anche noi tavolo di lavoro, attiveremo questo tavolo di lavoro per capire se è fattibile qualche intervento. Ieri sera ad intervenire sul posto i vigili del fuoco da Lonigo e carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente, tutta da chiarire. Ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba. Notizia che ha scosso la comunità di Nanto, con il sindaco Manuela Vecchiatti che ha preferito mantenere il riserbo esprimendo vicinanza ai familiari della vittima, ricordando un'altra recente tragedia della strada che scosse la comunità di Nanto, l'incidente che a marzo dello scorso anno ad Agugliaro spezzò la vita a 3 persone. Andiamo sull'home page del Gazzettino adesso, eccola qui, Valentina Cracco, morta a poco più di 20 anni, lo abbiamo sentito nello schianto tra 4 auto la sera di Ferragosto a Barbarano Mossano. Eccola, le ultime ore di Valentina, la grigliata, i tuffi e le risate, poi lo schianto e la morte a soli 20 anni. Gazzettino che apre l'home page con un fatto di cui ci occuperemo tra poco con il nostro Christian Arboit che è andato sul posto.
Ecco, un'altra notizia ancora, vi concludo quella di Bibione. Folle aggressione in sella alla bici, trova 5 ragazzini in mezzo alla strada, li rimprovera e loro lo attaccano con un coltello e una roncola. Sarebbero un gruppo di ragazzi provenienti dal Trevigiano, quelli che hanno aggredito in questa maniera un turista, e ce ne parlerà tra poco Cristian Arboit. Il Gazzettino dà gli aggiornamenti sul caso, lo ricorderete, della giovane hostess di Resana, Ilaria De Rosa, arrestata in Arabia perché trovata in possesso di uno spinello. C'era l'attesa per il pronunciamento dei giudici per il ricorso in appello. Purtroppo è stata confermata la condanna a 6 mesi e dunque Ilaria, 23 anni appena, rimarrà in carcere fino a novembre se non ci saranno ulteriori novità proprio su questo caso da qui appunto alla fine dell'anno, a novembre. Gazzettino che dà conto anche dell'incidente di cui avevamo parlato poco fa, un conducente in preda a un malore. Questa è la ricostruzione che dà il Gazzettino per il frontale di Varago di Maserata, si accascia sul lato passeggero e centra un'altra auto, è grave. Da Oderzo arriva invece la notizia della morte dell'imprenditore Renzo Maronese, che sarebbe stato colto da un malore nel sonno a poco più di 60 anni. E da Mestre invece la notizia di un gondoliere cinquantenne che torna a casa dopo il lavoro, sconosciuto lo sorprende alle spalle e lo riempie di calci e pugni. Queste le notizie che tiene nell'apertura della sua homepage il Gazzettino. Continuando sul fronte degli incidenti stradali, sappiamo che a Ferragosto ci sono stati molti controlli sulle strade da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, un po' tutte le forze dell'ordine, le polizie locali. Ecco, in Treviso Mare sono state ritirate addirittura 10 patenti per velocità e sorpassi azzardati, e poi in mattinata ieri sulla Postumia, ma in questo caso a San Biagio di Callalta, si è temuto il peggio anche lì per un incidente che ha avuto come protagonista un giovane centauro, un 27enne kosovaro di 90 di Piave, che è finito all'ospedale. È finita in questo fosso a ridosso della Postumia la corsa di un 27enne kosovaro residente a Noventa di Piave, un volo di diversi metri dopo essere entrato in collisione con una Volvo Station Wagon. È stata una mattinata di allarme all'ingresso dell'abitato di San Biagio di Callalta, con i due mezzi che procedevano in direzione Treviso. Lo scontro poco dopo le 10:30, quando la Volvo cerca di svoltare a sinistra con la moto in fase di sorpasso. L'impatto è fortissimo, il ragazzo viene sbalzato dalla sella. Immediato l'allarme sul posto SUEM, vigili del fuoco, carabinieri con la polizia locale a supporto. Il 27enne è cosciente e viene portato al Cafoncello, è fuori pericolo mentre il traffico subisce pesanti rallentamenti. Sicurezza stradale in primo piano per l'intero ponte di Ferragosto, con un primo bilancio pesante da parte dei carabinieri. 4 le denunce per guida in stato di ebbrezza, 2 per possesso di stupefacenti localizzate nella zona di Vittorio Veneto. In particolare un uomo aveva con sé 70 grammi di hashish. Solo sulla Treviso Mare, strada sulla quale è scattata la task force voluta dalla prefettura, i militari dell'Arma hanno ritirato una decina di patenti di guida per divieto di sorpasso, velocità pericolosa e altre violazioni. Una ventina nel complesso le infrazioni al codice della strada. Da Montecchio Maggiore invece il caso che ha riguardato un'anziana salita su un treno sbagliato. La pensionata si è persa, doveva far rientro nel napoletano, è stata invece soccorsa dalla polizia locale dei Castelli, che l'hanno trovata in strada con le valigie in mano. Era salita sul treno sbagliato che da Modena avrebbe dovuto condurla in provincia di Napoli, ma che era invece diretto a Vicenza. Così, dopo aver trascorso una notte nella stazione del capoluogo berico, si era trovata a vagare vicino all'SP 246 a Montecchio Maggiore, disorientata. La protagonista di questa disavventura, avvenuta qualche giorno fa, è un'anziana di 73 anni della provincia di Napoli. Gli agenti della polizia locale dei Castelli sono intervenuti dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito a una donna che, trasportando valigie borsoni, procedeva a piedi in stato confusionale lungo la via che dalla stazione delle Corriere della città conduce ad Arzignano. Intercettata, è stata accompagnata in comando, rifocillata e verificate le sue condizioni di salute. Gli agenti del comandante Alessandro Rigolon sono riusciti a rintracciare i figli e così a riconsegnarla ai suoi cari.
E di un soccorso di tutt'altro genere parliamo invece per quanto riguarda la disavventura toccata a un gruppo di 4 ragazzi padovani in Carnia, bloccati a quota 2000 metri perché non riuscivano a superare un fronte franoso avendo ai piedi dei sandali di gomma. 4 padovani, 2 ragazze e 2 ragazzi tra i 20 e i 30 anni con il loro cane hanno chiamato il soccorso alpino perché bloccati su una frana lungo il sentiero 373 sui fianchi del Monte Rua a Forni di Sopra in provincia di Udine. Il gruppo era partito al mattino presto dal rifugio Pussa per percorrere l'anello che tocca il Monte Rua, Casera Pramaggiore e rientrare da dove erano partiti. Verso le 18 di ieri, però, arrivati a quota 2000 metri, hanno provato ad attraversare più volte il tratto franato senza però riuscirci. I giovani indossavano sandali di gomma. Hanno quindi scelto di chiamare il soccorso, non riuscendo a tornare indietro prima del buio. Grazie all'utilizzo dell'elisoccorso, i 4 e il cane sono stati recuperati e lasciati a Forni di Sopra. In tanti dunque sono in vacanza naturalmente in questa settimana di Ferragosto, molti in montagna, molti sulle coste. Attenzione perché è stato diramato l'allarme per disagio climatico viste le temperature in salita in queste ore proprio lungo le coste, ma interesserà anche la pianura. Fino a 40 gradi il termometro in molte province, poi a fine mese invece ci sarà da attendersi la rottura di questo fronte di calore con nubi fragi e grandinate. Andiamo a sentire il nostro meteorologo, il generale Giancarlo Iannicelli. I valori massimi già sono abbondantemente oltre 30 gradi, ma cresceranno ulteriormente, quindi 34, 35, 36 gradi per questo fine settimana e l'inizio della prossima. Le temperature alte pensavamo di averle lasciate alle spalle, così non è. Il gran caldo non abbandonerà il Veneto e anzi nei prossimi giorni si rinforzerà ulteriormente. Abbiamo ancora un campo di alte pressioni molto forte al suolo, si associa un promontorio, il famoso anticiclone africano che ci interessa e ci interesserà sempre più. Ecco, queste sono le condizioni che provocano poi un aumento anche veloce delle temperature. Secondo le previsioni, a fine mese vi è inoltre l'ipotesi dell'arrivo di una perturbazione atlantica carica di temporali violenti con possibili nubifragi e grandinate. Ci saranno le condizioni per temporali nuovi intensi. Naturalmente questi saranno da verificare e da individuare meglio. La Protezione Civile del Veneto, con le temperature in ascesa, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico con particolare riferimento alla zona costiera da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto. Con temperature abbondantemente oltre i 30 gradi, un'umidà altrettanto alta, si creano le condizioni di un clima, di un tipo di tempo veramente disagevole, soprattutto per certe categorie. Quindi bisogna proteggersi veramente perché la situazione è di nuovo critica. Proteggersi anche dalle zanzare con i repellenti purtroppo, perché caldo e umidità naturalmente favoriscono il proliferare di questi insetti. Allora sono stati segnalati 2 nuovi casi di West Nile, la febbre del Nilo in provincia di Padova. Il totale dei malati arriva a 4 in questa estate 2023. Altri 2 casi di West Nile a Padova. Il primo è una forma febbrile e ha colpito un 53enne di Selvazzano. L'uomo è stato ricoverato ma è già stato dimesso. Il quarto caso invece è un uomo di 77 anni residente in un'area semirurale del comune patavino, colpito da una forma neuroinvasiva di West Nile. L'uomo è tuttora ricoverato dopo essersi presentato insieme ai familiari al pronto soccorso in stato confusionale con una lieve letargia. A comunicarlo la direzione dell'ULSS 6 Euganea. Si aggiorna la contabilità quindi dopo i 2 casi emersi a fine luglio e i primi giorni d'agosto. Gli esperti dell'azienda sanitaria Euganea raccomandano di usare repellenti e di coprirsi se si lavora in giardino o nell'orto per evitare che le zanzare colpiscano. Purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso di infezione da West Nile neuroinvasiva in un soggetto che non usava le precauzioni base per difendersi dalle zanzare. Per questo motivo cogliamo l'occasione per raccomandare l'utilizzo di zanzariere, repellenti cutanei e abiti coprenti e chiari, in particolare per i soggetti anziani e fragili.
Torniamo ora sull'omicidio di Margherita Ceschin a Conegliano. Dileisi Guzman, la 31enne indagata per il delitto, scarcerata dal Tribunale del Riesame, non vuole più vivere nella casa di Enzo Lorenzon, il marito della Ceschin, accusato insieme a lei di essere il mandante del delitto. Ma secondo il suo avvocato non sarebbe scappata, come voci riferiscono, si troverebbe ancora in Veneto. È in Italia, parlo costantemente con lei, rimarrà in Italia, non c'è pericolo alcuno che possa andare in qualche altro paese. Così l'avvocato Giuseppe Pioromano, legale di Dileisi Guzman, che ha precisato come la donna non si sia allontanata dal nostro paese, ma che vivrebbe sempre in Veneto. Una cosa è certa, non ha nessuna intenzione di tornare ad abitare nella casa dove per anni ha vissuto assieme ad Enzo Lorenzon, il 79enne accusato, assieme a lei, di essere mandante del delitto di Margherita Ceschin, uccisa senza pietà nella sua abitazione a Conegliano. Ma assolutamente no. Ma è fisiologico, è normale. Voglio dire, se io prendo uno shock in una certa situazione è chiaro che non ce lo so più mai mettere piedi. Avrà modo di andare, di prendere le sue cose. I carabinieri per questo omicidio hanno arrestato anche 2 domenicani, considerati uno il mediatore e l'altro uno degli esecutori materiali. All'appello mancano altre 2 persone, gli assassini, che sono entrati in casa ed hanno soffocato la vittima, tornati subito dopo il delitto in Spagna. Dileisi, compagna di Lorenzone, è stata l'unica ad essere scarcerata. Fino ad ora davanti agli inquirenti si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Non è escluso che decida in un secondo tempo di raccontare la sua verità. Al momento la situazione è quella di una persona libera e io ritengo che non debba dire nulla. Processualmente poi, col dipanarsi del dibattimento, poi si vedrà che cos'è, cosa non è. Sono delle dinamiche che vengono, come dire, viste di volta in volta che i fatti si verificano. Sulla questione dell'auto di Lorenzon, che sarebbe stata utilizzata in questi giorni dalla donna, l'avvocato si affretta a dire: ribadisco, la macchina lì è, e contrariamente a quanto ho saputo attraverso i giornali, non l'ha mai utilizzata, la ferma e la resterà. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri su quanto successo l'altra sera alla Sagra d'Agosto di Altivole. In mezzo alla gente, affollata naturalmente la sagra in queste serate, è stato spruzzato dello spray urticante nell'aria, con 2 persone che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presenti sul posto. Era circa l'1 di notte quando i partecipanti alla tradizionale Sagra d'Agosto di Altivole hanno cominciato ad avvertire un forte odore che causava irritazione alle vie respiratorie. Un odore forte, appunto, che poi si è rivelato essere urticante, una sorta di, si pensa, spray urticante. E quindi le persone sono rimaste infastidite da questo odore e hanno chiesto l'aiuto dell'ambulanza presente in loco. Momenti di paura perché dai primi momenti le persone coinvolte, fortunatamente non in modo grave, non riuscivano a capire da dove provenisse il forte odore. Solo in 2, una donna e un giovane, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle irritazioni, ma senza dover essere trasportati in pronto soccorso. Riferiscono che ci fosse un gruppo di ragazzi che stava discutendo e forse sia partito da là. Una discussione forse all'origine dell'utilizzo dello spray che ha fatto presto allontanare i presenti dallo stand in cui questo è stato spruzzato. Sembra si sia trattata più che altro di una bravata, probabilmente un esito di una serata che non era neanche iniziata lì ad Altivole, ma uno strascico di un'altra discussione. Però così sono supposizioni fatte alla luce di quei pochi dati che sappiamo in questo momento. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri che insieme agli organizzatori della manifestazione stanno lavorando per identificare gli autori del gesto.
Questo dunque quanto accaduto ad Altivole. Noi ci spostiamo di provincia, andiamo a Mestre. Vedo Ilaria Marchiori collegata in diretta con alcuni ospiti, rappresentanti della comunità bengalese, perché ci sono stati purtroppo altri episodi di violenza. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in Corso del Popolo, dove lunedì sera intorno alle 22:30 c'è stata l'ennesima aggressione a danno di alcuni bengalesi. Sappiamo non essere la prima volta che la comunità bengalese viene presa di mira, ma per raccontare bene la vicenda è proprio appena arrivato una delle persone che si è trovato suo malgrado in mezzo a questa violenta rissa. Eccolo qui, ci può raccontare com'è andato, che cos'è successo lunedì sera? Lunedì sera io penso che oggi è finita la vita, però come visto lui come fare non lo so, perché sempre loro c'è fare casino qua. Lunedì sera io anche mia famiglia girando, ho fatto un po' di spesa, poi tornare alla casa, notte 10:30. Però lui, quando io ho passato la pullman, arrivato quelli tunisiano, e ha parlato sempre. Lui da prima ha parlato male. Comunque male Ducati. Io ho parlato, io sto girando la mia famiglia, c'è mio figlio 10 anni, non parlo la brutta, però lui anche parola brutta anche più. Dopo io ho parlato, tu vai via per favore, per cortesia. Aveva offeso anche sua moglie? Sì, anche la moglie, anche tutte e due persone, mia moglie e anche figlie. Poi io ho parlato, quando ho parlato alla mia moglie, per favore, per cortesia vai via. Però quando ho parlato moglie, dopo lui 2 volte è arrivato con toccare. Dopo lui ha preso il coltello, dopo da fare gravi. Quanti eravate voi? In quanti eravate? Io ho visto prima 2. E voi? 4. Io, mia moglie, mio figlio, anche mio nipote, anche mio fratello di moglie. E lei è anche stato ferito? Sì, ho fatto 2 punti, c'è qua molto grave, così anche quella parte c'è via la... tanto grave. Ha avuto paura? Sì, troppo paura, adesso rischio la mia vita. Io non lo so come vivere là qua, come andare al lavoro, come uscire là fuori. Adesso mio piccola sempre piange la casa, io cosa devo fare? Avete sentito il racconto di quello che è successo, ma qui c'è proprio uno dei portavoce della comunità bengalese, Kamrul Syed. Non è la prima volta che la vostra comunità viene presa di mira da comportamenti razzisti, qui soprattutto nella zona. Buon pomeriggio, non direi esattamente razzisti, però dico che è sempre colpito la comunità bengalese, perché una comunità penso che è debole. Allora, questo che è successo è lunedì sera, con questa famiglia che è presente qui con noi, questo non è la prima volta, è successo anche con gli altri bengalesi, 7-8 volte in 2-3 mesi. Però in sera, quando vengono magrebini o quelli altri, allora loro prima di tutto ci sputano, ci chiedono soldi, ci portano via il telefonino, ma questo qua è successo spesso in 3-4 mesi, questo qua non è la prima volta. Comunque noi chiediamo più sicurezza ai comuni per questo quartiere, qui Corso del Popolo e via Gaspari Gozzi abbiamo 15-16 negozi che gestito dai bengalesi, dove si sono presenti centinaia di bengalesi ogni ora, perché qui quartiere noi viviamo 5-6 mila bengalesi, allora siamo numerosi bengalesi che viviamo qui con la famiglia, abbiamo tanti bambini, allora girano la famiglia, adesso siamo in estate, per questo noi in comune chiediamo sicurezza per tutti, più sicurezza a quelli che abbiamo, però dobbiamo chiedere più sicurezza, chiedo per favore datevi più sicurezza per tutti quelli che vivono in questo quartiere, grazie. Senta, voi vi sentite un po' in pericolo? Sì, certamente, quello che è successo con il signore, adesso il signore che ha paura, se per caso succede con le stesse persone che si incontrano, può essere si coltellano di nuovo, allora per questo lui ha paura, anche con la famiglia, si conoscono quelle famiglie con chi è successo, perché lui è venuto picchiato, mi sembra che anche lui
lui è andato in ospedale per questo. Questa famiglia hanno paura di uscire dalla casa. Sua figlia ha coltellato anche sua figlia, che per questo sua figlia piangono, che rimangono a casa, non vogliono uscire dalla casa. Anche questo è una cosa che non doveva succedere questo quartiere dove viviamo noi. Avete sentito, infatti c'erano anche questi ragazzini che sono rimasti ovviamente traumatizzati perché si sono trovati coinvolti in questa rissa. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti, qui da Mestre, dal Corso del Popolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie ai tuoi ospiti per questo resoconto degli ennesimi episodi di violenza. Allora, è stato un ferragosto di controlli e, come l'abbiamo detto prima, non solo sulle strade ma anche nelle zone calde delle città. Torniamo nella Marca trevigiana, dove carabinieri e polizia hanno avuto il loro da fare purtroppo a Ferragosto. Un 25enne ladro seriale è stato individuato a Conegliano nella zona del Biscione, un DASPO urbano è stato emesso invece a Treviso nell'area di Piazza Borsa, e a Mogliano Veneto, siamo ai confini dunque proprio con Mestre, individuati i soggetti protagonisti di una rissa poco meno di una settimana fa. In questo caso sono state decisive le telecamere. Uno strumento importante, importantissimo, a servizio della nostra polizia locale, a servizio dei carabinieri, un servizio che serve per prevenire ma anche questa volta per risalire ai responsabili di atti di violenza. Sono state le telecamere della zona, accanto alle testimonianze raccolte dai carabinieri, a consentire di stringere il cerchio sui protagonisti della rissa scoppiata la sera del 7 agosto al Parco delle Corti Benedettine sul retro dell'uomo di Mogliano, denunciato un italiano di 30 anni, pregiudicato un 29enne e 28enne marocchini. Alcol e futili motivi alla base della scazzottata che aveva creato non poca apprensione tra i residenti, con scene da Far West. Proprio le Corti Benedettine restano sorvegliate speciali. Abbiamo anche in azione i nostri educatori di strada, abbiamo potenziato la sorveglianza di quell'area, è videosorvegliata, quindi insomma la situazione è molto migliorata. A Conegliano, altro scenario, quello della zona calda del Biscione, dove i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 25enne marocchino, un divieto di dimora. L'uomo è sospettato di essere l'autore di una serie di furti commessi tra il novembre 2022 e lo scorso luglio nell'area del Coneglianese, soprattutto ai danni di negozi, cellulari e contanti, il bottino racimolato dal 25enne, che nel 2023 ha già accumulato una quindicina di segnalazioni da parte delle forze di polizia, a suo modo un record. Ferragosto di controlli serrati anche per la questura di Treviso, con l'impiego di personale sia in divisa che in borghese e con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova. Monitorati i parchi cittadini del capoluogo, un DASPO urbano è stato emesso dal questore nei confronti di un cittadino italiano sorpreso più volte in stato di manifesto ubriachezza in Piazza Borsa, via Fumicelli e Giardini di Sant'Andrea, aree nelle quali non potrà fare ritorno per 12 mesi. Segnalato poi un 20enne per possesso di hashish e 2 giovani che avevano con sé dei coltelli. Per tutti vale l'appello del sindaco di Mogliano. Lo ricordo a tutti i cittadini, quando si vedono certe scene, insomma, non basta segnalare sui social l'evento, bisogna assolutamente denunciare e formalmente denunciare presso la polizia locale o i carabinieri i fatti, insomma, di violenza di cui si è testimoni. E poi ci sono state nei giorni scorsi anche le tensioni al carcere di Treviso. Dalla direzione della casa circondariale di Santabona hanno definito sotto controllo la situazione dopo gli episodi di violenza appunto che si sono verificati da parte di 2 detenuti. Ma per il sindacato della polizia penitenziaria sovraffollamento e carenze di organico tra gli agenti rendono critico il quadro complessivo. Interviene il segretario triveneto del sindacato di polizia penitenziaria SAPE Giovanni Vona dopo le tensioni sempre più frequenti all'interno del carcere di Santabona a Treviso, dove nei giorni scorsi un detenuto ha tentato di incendiare il materasso della propria cella, dando poi in escandescenze in infermeria, mentre un altro ha sferrato un pugno a un agente venendo poi trasferito di penitenziario. Di fatto non c'è un protocollo di intervento, magari ci fosse, e oggi come oggi diventa questa situazione di difficile gestione, perché un qualsiasi errore non voluto o
conseguenziale sforiamo nel reato di tortura. È molto, molto critica adesso la situazione. Sovraffollamento delle carceri, tema che ricorre periodicamente, ricorda Vona, che boccia l'ultima soluzione lanciata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'utilizzo di ex caserme. Sinceramente, senza offendere nessuno, credo che siano delle soluzioni assolutamente inattuabili. Vona risponde così alla domanda sull'eventuale utilità del taser, la pistola a scariche elettriche, all'interno delle case circondariali. Secondo noi lo sarebbe, però siamo stati esclusi da questa dotazione, diciamo, come strumento, perché operiamo all'interno di una struttura chiusa e quindi, come dire, di difficile calibrare l'uso in una struttura chiusa. Quello che ci vorrebbe, ma ovviamente non è di facile attuazione, è maggiori risorse umane. A Treviso adesso un organico previsto di 100, dovrebbe essere sui 180 agenti, ce ne sono 100 sui 110 sulla carta, poi se andiamo sull'effettivo magari sono sotto i 90. Oggi come oggi, con un piano ferie in corso, un piano ferie estivo in corso, sai quando inizi e non sai quando smonti. Andiamo da 8 ore a 12 ore. A Treviso infine ha riaperto da pochi giorni il carcere minorile, che pareva dover essere invece chiuso definitivamente con il trasferimento dei detenuti nella nuova struttura di Rovigo. Speriamo che il numero di detenuti minori non ritorni quello che era prima degli episodi che sappiamo, episodi di violenza. Tutto si può ripetere, cioè non è cambiato nulla. Allora andiamo a Bibione ora, dove vedo in diretta il nostro Christian Arboit con Francesca Pezzo per darci conto dell'aggressione a un turista da parte di un gruppo di giovani trevigiani. Uno era armato addirittura di una roncola. A te la linea, buongiorno Christian. Sì, buongiorno Lina, anche da parte di Francesca Pezzo. Ci troviamo in via Maia a Bibione. L'aggressione è avvenuta laggiù all'altezza di quella rotatoria che adesso Francesca vi mostra. Siamo a 200 metri, nemmeno 150 metri dal comando di polizia locale. Proprio la polizia locale accanto ai carabinieri è intervenuta e i rilievi sono tuttora in corso per quella che è stata un'aggressione in piena regola. Vittima un 33enne della provincia di Udine che si trovava qui a Bibione come tanti altri in vacanza. Era in sella alla sua bicicletta la sera di Ferragosto, poco prima di mezzanotte, quando ha incontrato sulla pubblica via in mezzo alla strada questo gruppo di 10-11 ragazzini di età varia tra i 16, 17 e 23 anni. Ne è nato un parapiglia. Molto probabilmente il ragazzo, il 33enne udinese, ha chiesto loro di spostarsi dal centro strada, anche perché costituivano un pericolo. 5 di loro se la sono presa evidentemente non hanno gradito questa, chiamiamola, reprimenda, e lo hanno inseguito poi colpendolo al volto. Il ragazzo poi è stato anche medicato sul posto dagli operatori del SUEM. Qui con me, proprio davanti al comando di polizia locale, c'è il vice sindaco e assessore alla sicurezza del comune di San Michele al Tagliamento, Pierluigi Grosseto, che ringrazio. Insomma, è stata una serata molto concitata. La polizia locale sta indagando. Buongiorno a tutti. Sì, è stato un episodio in una serata particolarmente ricca di eventi, i fuochi d'artificio, le centinaia di migliaia di persone che frequentavano la nostra località, e questo gruppetto per fortuna isolato di giovani, evidentemente un po' alterati forse da qualche bicchiere bevuto in più e da una buona dose di prepotenza, insomma, che ha caratterizzato questo evento. Ecco, poi tra l'altro in 2 casi sono emerse anche delle armi improprie, una roncola addirittura in possesso a questo giovane di Fontanelle. Sì, dopo l'aggressione c'è stata subito una richiesta di intervento da parte di un cittadino che ha chiamato qua il comando della polizia locale. L'agente che era in servizio in centrale operativa è riuscito attraverso il sistema di videosorveglianza a inquadrare subito la zona che era teatro dell'evento, ha fatto
immediatamente quello che era più giusto fare e sono intervenute 2 pattuglie che erano in servizio in quel momento, affiancate successivamente da altre 2 pattuglie dei carabinieri sempre in servizio sul territorio. I giovani sono stati localizzati, erano appena saliti su un autobus di linea per raggiungere un locale della frazione di Vivione Pineda. Evidentemente viaggiare in autobus consente di sottrarsi a controlli sulla strada che sono più frequenti e l'autobus è stato fermato grazie anche alla prontezza dell'autista. Sono stati fatti scendere i passeggeri che non interessavano ai fini dell'intervento per evitare problemi di ordine pubblico più gravi. I ragazzi sono stati identificati, qualcuno in maniera un po' furbesca ha cercato di disfarsi del coltello che poi è stato recuperato sotto un sedile assieme a una piccola quantità di hashish e un bilancino, quindi evidentemente lo scopo del viaggio su Pineda poteva essere anche quello dello spaccio. Un altro è stato trovato in possesso di questa piccola roncoletta in tasca, tutti sono stati identificati, denunciati quelli per cui c'erano già elementi sufficienti e le indagini e la visione delle immagini sui circuiti di sorveglianza permetterà poi dopo di attribuire le giuste responsabilità ai vari soggetti che sono stati, che hanno preso parte a questo evento. Alcuni tra l'altro non erano volti nuovi, anzi erano volti noti. Sì, persone che erano già state in passato fermate e identificate, sono cittadini naturalizzati italiani della provincia di Treviso e della vicina Portogruaro e di origine magrebina. Ecco, parliamo di residenti a Oderzo, Motta di Livenza, Cessalto, ci sono anche residenti nella zona della Portogruarese e Varese, corrisponde? Sì, così mi dicono, poi dopo sui dati ci rimettiamo al segreto istruttorio che in questi casi è sempre bene rispettare. Ecco, senta Vice Sindaco, le telecamere sono state decisive, tra l'altro siamo proprio nella via, questa via Maia, presidiata dal comando di polizia locale. Sì, abbiamo un ottimo sistema di videosorveglianza che peraltro andremo anche a incrementare col termine dell'estate grazie a dei finanziamenti che abbiamo ottenuto a livello statale. Certo che le telecamere non servono a niente se poi non c'è chi le guarda, quindi l'occhio tecnico va bene, ma ci vuole poi l'occhio umano che analizza, decide come meglio procedere. In questo caso è andato tutto molto bene. Il fatto che ci fosse un piantone in orario, diciamo così, serale, notturno, presso questo comando di polizia locale ha fatto la differenza? Ha fatto la differenza. Noi cerchiamo di garantire il più possibile, specialmente sui fine settimana, un prolungamento del turno di servizio. Sono stati fatti dei progetti in tal senso, l'aiuto, la collaborazione con l'Arma locale, con i carabinieri è continua e assieme insomma si riesce a garantire un controllo del territorio, anche se non è facile, ma comunque il più efficace possibile. Sento, ultimissima domanda Vice Sindaco, in tanti casi quando protagonisti di questi fatti sono dei giovani si parla, molti sindaci, molti primi cittadini, amministratori locali invocano lavori socialmente utili e quant'altro, potrebbe essere un'idea, insomma non l'appassiona? Beh certo, il lavoro socialmente utile viene disposto come pene alternative dalla magistratura, laddove ce ne siano i presupposti loro li segnalano, noi in qualche caso abbiamo usufruito di questi lavori socialmente utili. Quindi con dei ragazzini autori? Anche no, sì, non soltanto ragazzi giovani, quando le condizioni lo permettono, lo consentono, insomma fa bene essere utile alla società quando un danno sia arrecato alla stessa società. Può essere una strada, quindi io la ringrazio, grazie davvero al Vice Sindaco di San Michele al Tagliamento Pierluigi Grosseto. Noi ovviamente rimaniamo qui, io e Francesca Pezzo, per raccontarvi questa serata di follia che ha visto protagonisti tanti giovani trevigiani. Per il momento da Bibione è tutto, a te la linea. Grazie Cristian, grazie a Francesca, grazie al Vice Sindaco naturalmente per questo collegamento. Altre notizie di cronaca, poi andremo in pubblicità e poi ci collegheremo col nostro ospite. Intanto parliamo del 38enne nigeriano, siamo nel Vicentino, trovato a guidare con la patente polacca falsa, non sa il polacco, peraltro viene denunciato dalla polizia.
Gli agenti della squadra volanti hanno individuato e denunciato un 38enne nigeriano per il reato di uso di atto falso. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, quando in corso Santi Felice e Fortunato i poliziotti hanno notato un'auto che procedeva molto lentamente, intralciando il traffico. Fermata l'auto e richiesti i documenti all'automobilista, l'uomo ha esibito una patente di guida rilasciata dalle autorità polacche, regolarmente firmata e contenente i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. Insospettiti anche dal fatto che il soggetto non conoscesse assolutamente la lingua polacca, da un più approfondito controllo effettuato sul documento, gli agenti si sono accorti delle difformità della patente. Pertanto l'uomo è stato denunciato. E c'è un minorenne protagonista di un episodio di cronaca anche a Este, un 17enne denunciato dai carabinieri. Sentiamo. Denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei minorenni di Venezia dai carabinieri di Este, un 17enne marocchino del luogo, già noto alle forze dell'ordine, sospettato di essere il responsabile, insieme ad altre 2 persone non ancora identificate, del furto di 5.000 euro da un negozio e di aver utilizzato una carta bancomat rubata, sempre nello stesso esercizio commerciale, prelevando 670 euro. Al giovane è stato anche contestato il danneggiamento delle luminarie del giardino esterno di un altro esercizio pubblico, sempre ad Este. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 in questo giovedì 17 agosto. Sottolineo la data perché tra 3 giorni dunque si ricorderà l'anniversario della morte avvenuta 109 anni fa di Papa Pio X, il 20 di agosto. Riese si sta preparando a una serie di eventi che poi a ottobre porteranno al ritorno a casa della salma del Pontefice. Allora ringrazio e saluto il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, buongiorno, collegato via Skype. Buongiorno Lina e buongiorno a tutti i telespettatori. Nella veste sindaco di presidente della Fondazione Giuseppe Sarto, in questo caso più specificatamente, no? Esattamente, la Fondazione Sarto è la fondazione che è stata istituita dal Comune di Riese, dalla provincia di Treviso e poi nel 2015 ha accolto la diocesi di Treviso e che ha la proprietà e la gestione in capo della casa natale e il museo di Papa Sarto, della casa natale appunto di Giuseppe Sarto. Allora, proprio Giuseppe Sarto, prima di partire per Roma, dove poi sarebbe salito al soglio pontificio, aveva detto "o vivo o morto tornerò". Questa frase la si ricorda spesso, no? Ecco, è il secondo caso questo di Papa Sarto di ritorno, di viaggio da Roma verso i luoghi natii di un pontefice. Non era capitato molto tempo fa, no? Parliamo del 2018, il precedente è Papa Roncalli, ritornato nel Bergamasco. Che significato ha questo ritorno, sindaco? E poi parliamo anche di quello che accade il 21 di agosto. Esatto, in effetti per noi è un evento storico, è la prima volta che Pio X ritorna, ovviamente seppur da morto, a Riese Pio X dopo oltre 120 anni. L'ultimo ritorno di Pio X fu da patriarca quando veniva a Crespano del Grappa per gli esercizi spirituali e si fermava a visitare la casa della mamma. Fu Pio X il primo papa a uscire dal Vaticano da morto nel 1959 con la storica peregrinazio del corpo a Venezia, ma a Riese in quell'occasione non tornò, per cui per noi è una prima volta. Nel 2018 Giovanni XXIII ha visitato i suoi luoghi natali a Bergamo e sotto il monte e per noi è stato importante perché ha rappresentato un punto di riferimento organizzativo e logistico, perché ovviamente la peregrinazio del 59 si parla di un'altra epoca storica completamente diversa, e per cui noi ci stiamo preparando da oltre 3 anni a questo momento che si verificherà dal 6 al 15 ottobre, con l'arrivo il 6 ottobre a Treviso e il 7 ottobre
il corpo arriverà a Riese, dove rimarrà fino al 15 di ottobre. Appunto, allora ci sono molti eventi che insieme alla diocesi state organizzando in vista di quell'appuntamento davvero così importante, così significativo per il vostro paese. Ci si prepara, lei diceva, da 3 anni anche con tutta una serie di lavori a quelli che sono i luoghi natali di Pio X, in modo da poter accogliere quelle che potrebbero essere migliaia di pellegrini, perché sappiamo che a Bergamo è effettivamente andata così, c'è stata una risposta molto importante dei fedeli. A Bergamo c'è stata una risposta incredibile, parliamo di oltre 500.000 di fedeli nei 10 giorni di peregrinazio, anzi 500.000 solo sotto il monte, quindi parliamo veramente di cifre importanti che non so se noi replicheremo, ma sicuramente ci aspettiamo un'affluenza molto calda, molto forte, di decine di migliaia di persone, anche perché la devozione verso Pio X è ancora molto viva in tutto il mondo. Pio X è probabilmente il santo del Novecento che ha avuto la maggior diffusione nel mondo a livello di intitolazione di parrocchie, di scuole, di istituti, e veramente solo negli Stati Uniti ce ne sono oltre 80, solo per dare un riferimento. Per farlo noi ci stiamo preparando da qualche anno, e questo ha comportato ovviamente dei lavori importanti. Il principale è stato sicuramente il restauro conservativo completo, il primo mai fatto sulla casa natale di Pio X, che si è già concluso, ed è in corso di conclusione il lavoro sul museo adiacente, con un completo riallestimento museale, anche diciamo che risponde un po' alle esigenze di un visitatore contemporaneo, e tutta una serie poi di lavori che stanno continuando e che saranno terminati prima dell'inizio della peregrinazio, tra cui la riqualificazione del sentiero del Curiotto, che è un sentiero particolarmente, a cui Pio X era particolarmente legato, era il sentiero che lui percorreva per andare al santuario della Madonna delle Cendrole quando era bambino, Madonna alla quale era particolarmente devoto, e santuario dove verrà collocata la salma durante quei giorni. Senta Sindaco, ma allora questi sono i luoghi che potrebbero essere naturalmente visitati da chi arriverà a Riese, ma è un impatto anche per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda le attività, anche solo i bari locali, importante quello di pensare di dover accogliere, comunque noi immaginiamo in quei giorni in cui ci sarà naturalmente il corpo di San Pio X a Riese, accogliere migliaia di persone in un piccolo centro come è Riese. Sicuramente, diciamo che la parte di organizzazione logistica è la parte più impegnativa. Ci stiamo confrontando da mesi anche con ovviamente la prefettura, la provincia e tutte le autorità competenti, perché noi andremo a chiudere il centro storico di Riese al traffico veicolare, se no a quello dei residenti e ovviamente dei mezzi di emergenza, e creeremo un percorso pedonale che si dipana dalla chiesa in centro al paese e arriverà fino al santuario delle Cendrole per circa 1,7 km di percorso. E un afflusso così importante come ci aspettiamo ovviamente va gestito. La nostra speranza è comunque che quei giorni siano giorni di afflusso straordinario, ma che poi questo sia un seme coltivato che continui nel tempo. Negli scorsi anni comunque registravamo qualche migliaia di visitatori ogni anno che venivano appunto a vedere i luoghi natali di Pio X. Stiamo portando avanti un progetto per il quale ci aspettiamo che questo afflusso aumenti e continui negli anni successivi. Ovviamente per quanto riguarda la parte laica e pubblica, noi ci proponiamo come gestori dal punto di vista logistico, ma è un lavoro che stiamo facendo insieme alla diocesi di Treviso, trattandosi di una figura spirituale così importante, che è ancora un punto di riferimento devozionale per tantissime persone nel mondo. Non manca molto, Sindaco, perché mancano meno di 2 mesi e lei ha lanciato anche un appello a chi è interessato naturalmente a partecipare di prenotare subito la visita su un portale internet, perché ci sono già molte richieste e il rischio è quello un po' di perdere questa opportunità.
Esattamente, noi stiamo cercando appunto di intercettare i visitatori attraverso il sito internet che è papapiodecimo.it, decimo scritto con la X, dove è possibile prenotarsi veramente con grande facilità anche per chi non è molto avvezzo ai mezzi tecnologici, oppure anche c'è un numero di telefono ad hoc per le prenotazioni, in maniera tale da poter prenotare la fascia oraria e il giorno più consoni alle proprie esigenze, perché ovviamente dobbiamo gestire l'afflusso in maniera quanto più ordinata possibile. Proprio il portale che ricorda la Peregrinatio Corporis di San Pio X per gli inizi di ottobre. Sindaco, nel frattempo voi avete un appuntamento importante il 21 di agosto, perché il 20 si ricorda l'anniversario della morte, lo abbiamo detto, avvenuta 109 anni fa. Cosa accade invece il 21? Il 21 è il giorno di San Pio X e qui a Riese ogni anno si svolge una funzione, una messa per ricordarlo, ma soprattutto la successiva processione che richiama ogni anno migliaia di fedeli, non solo insomma, da queste zone, e quest'anno assumerà un valore particolare appunto in questo anno così speciale. La funzione sarà tenuta da Monsignor Giuliano Brugnotto, il vescovo di Vicenza, che era già vicario generale della diocesi di Treviso e che è stato per anni il rappresentante della diocesi di Treviso all'interno della Fondazione Sarto. Quindi sarà, diciamo, una sorta di apertura del sipario di questa lunga carrellata di eventi che si terranno da qui a fine anno. Per, lo ricordiamo, i 120 anni proprio dalla salita al soglio pontificio di San Pio X. Un'ultima cosa, Sindaco, lei che è un riesino doc, cosa lascia, come sente Riese questa presenza di San Pio X? San Pio X cosa ha significato per Riese? Pio X per Riese non è solo una figura devozionale, ma è una figura identitaria. Il fatto di averlo anche nel nome sembra qualcosa di scontato, ma non lo è. Per Pio X è veramente un punto di riferimento per questa comunità. Averlo tra noi, anche se solo per qualche giorno, è un momento importante anche di creazione di comunità, perché insieme a tutto il lavoro che si sta svolgendo l'amministrazione comunale, la fondazione e la diocesi, alla base ci sarà un grandissimo lavoro di volontariato e la parrocchia ovviamente, ci sarà un grandissimo lavoro di volontariato che coinvolgerà centinaia di persone di questo comune che si stanno mettendo a disposizione per far sì che sia un momento di festa in cui il paese veramente accolga i visitatori e diventi un momento in cui una sorta di vetrina, ma non nel senso commerciale del termine, proprio per far vedere che questa comunità è aperta, è inclusiva e ha nel Pio X il suo punto di riferimento. Benissimo, grazie allora Sindaco per queste spiegazioni. Appuntamento al 21 di agosto. C'è una partecipazione libera a questa processione, Sindaco? Sì, è una partecipazione libera, la messa è alle 8, la processione è a seguire, quindi più o meno dalle 21, per cui vi aspettiamo. È un momento anche molto intimo, molto bello, quindi vi aspettiamo lunedì alle 20. Un invito per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie a Matteo Guidolin, presidente della Fondazione Giuseppe Sarto, sindaco di Riese Pio X. Grazie Sindaco per aver aperto questa finestra su questo evento molto importante. Grazie Linea e grazie a tutti i telespettatori. Buona giornata. Altrettanto e buon lavoro. Allora noi invece apriamo un'altra pagina sui migranti, tema estremamente caldo di questa estate in tutta Italia, non solo nel nostro territorio. Sono 631 quelli sistemati nell'area di pre-identificazione al porto di Porto Empedocle in provincia di Agrigento. Dei 631 attualmente presenti, 100 sono in partenza per la Campania, 45 per il Piemonte, altri 20 per la Calabria. Per il secondo giorno consecutivo entro sera l'area di preidentificazione verrà svuotata. La prefettura
d'intesa con il Viminale ha pianificato ulteriori trasferimenti verso il Veneto, parliamo di 200 persone, la Toscana un centinaio, il Piemonte 45, Calabria 60 e Abruzzo altri 80. E dunque dei 200 diretti in Veneto, 130 sono in arrivo in queste ore a Padova. In città il sindaco Giordani ha predisposto per l'accoglienza le palestre di 2 istituti scolastici, così come annunciato da lui stesso con un lungo post alla cittadinanza. Ci colleghiamo allora da Padova con il nostro Francesco Ratai, che si trova proprio nei luoghi destinati all'accoglienza. A te Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, siamo di fronte alla scuola media Falconetto nel quartiere di Forcellini a Padova. Perché siamo qui? Perché questa è, la vedete, quella parte grigia, è la palestra che ospiterà temporaneamente una trentina di richiedenti asilo. Il sindaco di Padova l'ha comunicato ieri, arriveranno circa una sessantina di richiedenti dislocati in 2 palestre presenti sul territorio padovano. Una è questa, una è la palestra del Duca d'Abruzzo. Inoltre anche nella palestra della scuola Cesarotti di Selvazzano Dentro dovrebbero essere accolti una quarantina di migranti, accolti temporaneamente, dice il sindaco di Padova, per evitare di creare i mega hub che i sindaci del territorio temono. Su questo tema abbiamo sentito l'assessore Andrea Ragona a nome di tutta la giunta di Padova. Il sindaco ha fatto bene, ha lavorato con la prefettura, ha trovato una soluzione temporanea, 2 palestre per dare una prima accoglienza alle persone e poi per trovare delle soluzioni alternative. Noi lo ribadiamo, siamo per l'accoglienza diffusa, un modello sostenibile sia per chi arriva ma anche per le popolazioni locali che così non hanno grandi insediamenti che possono creare dei problemi. Molti sindaci anche che sostengono il governo sostengono questo modello. Purtroppo non abbiamo ancora delle soluzioni, delle proposte da parte del governo. Le aspettiamo, ribadendo che noi, come altri sindaci, ripeto, che sostengono il governo, siamo per il modello dell'accoglienza diffusa, che è quello unico vero che funziona. Quindi queste palestre verranno utilizzate come piccoli hub in realtà? Come primo accoglimento in attesa di trovare delle soluzioni alternative. Diciamo che un hub come giravoce che siano, parla di diverse migliaia di persone, per cui capite che 60 persone è tutt'altra cosa. La situazione al momento, lo vedete, è tranquilla, c'è un furgone del comune di Padova, la gestione dell'allestimento dovrebbe essere in mano alla Croce Rossa proprio per via di una emergenza, quella degli sbarchi che stanno continuando durante questi giorni, durante questa stagione estiva. La palestra dovrebbe essere sgomberata a breve per permettere di accogliere appunto una trentina. Questa palestra è di gestione comunale, la palestra del Duca degli Abruzzi è di gestione provinciale. Per questo abbiamo sentito anche il vicepresidente della provincia, Vincenzo Gottardo. Queste sono persone che arrivano, che hanno diritto ad essere collocate con dignità adesso e la palestra deve garantire dignità a queste persone e dopo soprattutto il tempo è breve, bisogna ridare dignità con la collocazione di settembre, per cui insomma tutti saranno al lavoro, ognuno per le proprie competenze. Le istituzioni, l'importante è lavorare insieme, comunicare, fare rete e non dimenticare anche il territorio, perché poi i sindaci del territorio ovviamente sono anche preoccupati e chiedono anche di essere costantemente aggiornati e informati sull'evoluzione di questo tema che in qualche modo li riguarderà.
Il centro di preidentificazione di Porto Empedocle in provincia d'Agrigento è stato svuotato, molti sono i richiedenti asilo che erano presenti, circa 600, che stanno per essere smistati in tutti Italia. In Veneto dovrebbero arrivarne 200 di questi 600. Abbiamo sentito anche il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, da sempre contrario all'accoglienza sia negli hub sia all'accoglienza diffusa. No, assolutamente contrario, non c'è posto in tutti i comuni, non c'è posto anche su Padova, tutti capiscono che quello che sta facendo Giordani è una sciocchezza incredibile, perché non risolvi nessun problema. Uno si rende conto che a 3 settimane dall'apertura delle scuole fare una tendopoli dentro una palestra è una sciocchezza incredibile. Perché cosa fai? Mandi via, quando riapri le scuole, mandi via i ragazzi oppure mandi via i profughi? Cioè, non risolvi nessun tipo di problema. E a sto punto, siccome non penso che sia stato un errore, penso che sia una decisione politica. Quello che continuiamo a dire noi della Lega, che non c'è posto nei comuni, che non c'è posto soprattutto a Padova, questa è la prova provata, e quello che porterà a questo è un enorme disagio per i ragazzi, per tutti i cittadini, ma sono le solite cose, è una posizione politica, perché devono far vedere che sono accoglienti, e questo è sbagliato, perché non c'è posto nei comuni e non c'è posto neanche a Padova, e questo non va bene. Questo rischia di rompere quella strana alleanza che governa la provincia. Allora, la provincia è un ente di secondo livello che si doveva occupare di amministrazione. Dispiace che venga presa la provincia per fare scelte politiche che ricadono sui territori. La provincia non ha nessuna competenza, è profondamente sbagliato, è una posizione politica, se ne assumerà le conseguenze politiche a questo punto. Chissà che si vada a votare, che torni un ente di primo livello, che dopo i cittadini decidano se preferiscono avere un'amministrazione di sinistra con Giordani bisato all'accoglienza, oppure un'amministrazione di centrodestra che dice la provincia non ha competenza nel tema dell'immigrazione, è giusto che si arrangi il governo. Un'ultima domanda, a Noventa accoglienza diffusa, hub? Ma non ci penso minimamente, cioè non abbiamo strutture, noi dobbiamo risolvere i problemi dei cittadini che ci hanno eletti. Io sono amministratore, sono stato eletto dai cittadini. La situazione davanti alla scuola Falconetto di Padova sembra tranquilla, al momento sembra abbastanza improbabile che i migranti arrivino in queste ore. Sicuramente nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti e dei nuovi arrivi. Resta da capire quanto resteranno in queste strutture, perché lo ricordiamo, il 13 di settembre le scuole cominciano, mentre il 1 di settembre le scuole riaprono per gli insegnanti che prendono appunto ruolo nelle loro cattedre. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie per questi contributi a Francesco Rattai. Allora, del tema migranti ha parlato nelle scorse ore anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Dei previsti 200.000 in arrivo in Italia, ha detto solo il 10% avrà titolo a restare. Così Zaia anche in merito alla necessità, lo abbiamo sentito, di creare un hub, dice, per i rimpatri anche in Veneto. Il previsto flusso di migranti in arrivo nel nord-est, insieme alla mancanza di medici che in Veneto tocca quota 3.500, proiettano forti preoccupazioni e inquietudini per i prossimi mesi, unite al fatto che il commissario straordinario per l'emergenza migranti, Valerio Valenti, ha parlato di istituire in ogni regione un hub per i rimpatri. Al momento non abbiamo un dossier aperto su questo. Resta il fatto che siamo arrivati a una situazione di sostenibilità. In questo momento stiamo ospitando 9.000 persone, ma abbiamo purtroppo la contezza che solo il 10% di queste persone avrà il titolo di rifugiato. Con la fine dell'estate è previsto l'arrivo di un numero maggiore di immigrati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una stima superiore al centinaio di migliaia.
fatte 200.000 le persone che arriveranno quest'anno via mare, sappiamo che solo un 10% o 11% avrà titolo ad essere qui in Italia, quindi stiamo parlando di 20.000 persone. Con Zaia che ribadisce come l'Italia non possa essere il cuscinetto dell'Europa e accogliere tutta l'Africa. Questo non ci aiuta ad aiutare i profughi veri, e quindi sono loro che poi ne fanno le spese. Del resto tutta l'Africa in Italia non ci può stare ed è scandalosa la posizione europea. Difficile se non impossibile poi rimpatriare gli oltre 150.000 immigrati non aventi titolo a restare. Come fare visti pochi agenti sul territorio, con 10 poliziotti che devono scortare ogni migrante verso l'aereo? Qui si sta minando la sicurezza dell'Italia, conclude sempre Zaia. Dobbiamo denunciare questa posizione scandalosa dell'Europa rispetto all'immigrazione. Sul tema migranti vi leggo un'ANSA battuta da poco, un'agenzia, perché è intervenuta la capogruppo in regione Vanessa Camani, capogruppo del PD. Dopo il protocollo dice nulla di fatto, l'accoglienza diffusa rimane sostanzialmente sulla carta. Dopo le parole di Zaia, un protocollo firmato in pompa magna, non è stato fatto di fatto niente. L'accoglienza dei migranti in arrivo in Veneto rimane lettera morta. Adesso è il rischio che si ritorni al modello degli hotspot e degli ammassamenti, così va all'attacco Vanessa Camani su questo delicato tema. Senza tetto si è occupato invece il sindaco di Vicenza in queste ore, Giacomo Possamai, perché lancia questo obiettivo, un tetto per tutti i senza fissa dimora. Dall'inizio del mandato ha potenziato le unità di strada e i progetti contro le dipendenze. In tanti casi arrivano da fuori perché i vicentini appunto sono generosi nel fare l'elemosina a queste persone. Ecco, siccome a Vicenza oggi i tossicodipendenti ricevono, ma come tutti, ricevono un'assistenza completa, hanno bisogno di vestiti, hanno bisogno di cibo o di un tetto, in qualche misura viene dato loro. Il rischio, ma anzi spesso la certezza è che quella carità, quell'elemosina che ricevono si traduca in realtà in droga, nell'acquisto di dosi stupefacenti. Quindi l'appello forte è: evitiamo di farlo in questo momento perché aiuta la polizia locale, aiuta le unità di strada del comune a fare bene il loro lavoro e a poter gestire bene il nostro territorio. L'accorato appello del sindaco Possamai, che annunciando con soddisfazione il dimezzamento delle persone che dormono in strada, ridotte in 2 mesi da 45 a 21, chiede aiuto ai vicentini per arginare il fenomeno. Più che un invito a ridurre le elemosine, la richiesta è di dirottarle alle organizzazioni che si occupano in maniera specialistica dell'assistenza ai clochard. A rafforzare gli sforzi anche la decisione di mettere a disposizione altri posti letto nelle strutture dedicate, invitando a collaborare ancora una volta i vicentini, in particolare quelli che hanno alloggi sfitti, per offrirli agli ospiti delle strutture di accoglienza che attualmente lavorano e sono in grado di pagare la pigione. Confermata l'azione di contrasto al microspaccio della polizia locale, che dall'inizio dell'anno ha compiuto 70 operazioni. Raddoppiato il servizio degli operatori di strada comunali, che passa da 12 a 24 ore settimanali. In questo momento, ma da un po' di tempo, la presenza di cittadini indiana è significativa. Come dicevamo, il tema del microspaccio è un tema che lega anche queste persone al territorio. Per cui insomma non sono persone facili da supportare e da sostenere. Ci proviamo, il percorso comunque è lungo e richiede presenza di operatori anche dedicati e specializzati per questo. Insieme alla questura stiamo lavorando per riuscire a rimpatriare alcune di queste persone. Oggi in alcuni casi, penso all'India, agli indiani, è molto complicato e invece è assolutamente necessario. Un'altra agenzia battuta poco fa, in questo 17 di agosto, l'ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, attuale ministro per le riforme, ricorda Nicolò Ghedini, il padovano Nicolò Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, lui stesso parlamentare, un amico, un collega, un grande uomo, un professionista esemplare con cui ho condiviso gran parte del mio percorso politico e istituzionale, dice Casellati, apprezzandone in ogni momento il tratto umano, il grande intelletto, lo spirito da combattente. La sua assenza è un peso doloroso e difficile da portare per tutti e non solo in Forza Italia. La sua arguzia e la sua visione erano un riferimento certo. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricordato Nicolò Ghedini a un anno dalla sua scomparsa.
Voltiamo pagina, restiamo in regione. Ieri il presidente del Veneto Luca Zaia ha di fatto davanti alle telecamere dichiarato guerra al temuto granchio blu che sta devastando le nostre acque e proprio al via in queste ore la cattura delle femmine con il posizionamento di 300 nasse lungo il delta. Un alieno invasivo, il granchio blu, arrivato con le acque di stiva delle navi giunte dalle coste americane fino a quelle argentine, rischia di mettere in serio pericolo la biodiversità del nostro Adriatico. Vongole, moeche e mitili in generale i suoi preferiti, ma anche le specie autoctone come seppie, orate e branzini. Al suo passaggio elimina tutto perché da carnivoro qual è si nutre di tutto e distrugge tutto. Ad oggi l'unico suo antagonista è se stesso, visto che è pure cannibale. Stanziati dalla regione 80.000 euro per i primi studi e il governo ha già erogato quasi 3 milioni di euro. L'altra caratteristica, questo non è particolarmente grande, ma può arrivare fino a una larghezza di 23 centimetri, mentre la femmina arriva a 20 centimetri. Ecco, questa è una femmina, vedete che le chele qui all'estremità sono arancio-rosse. Un'altra caratteristica, se riuscite un altro po', è il segmento. Questo, vedete, questo segmento a forma di T rovesciata è proprio è tipico del maschio, mentre vedete che la femmina è molto più retondeggiante. E dalle femmine che il Veneto dichiara guerra al granchio blu con le 300 nasse che nelle prossime ore verranno posizionate lungo i corsi d'acqua per stanarle proprio nel periodo della fecondazione. La femmina, proprio perché le uova si sviluppano a un livello di salinità maggiore rispetto all'estuario, va verso il mare. Eccole là, vedete, infatti questa fase viene detta sponge i pescatori la chiamano di sponge di spugna perché sembra una vera e propria spugna. Come ha detto il Presidente, riesce a deporre da un minimo di 700.000 a un massimo di 8 milioni, quindi tantissime. Ovviamente non tutte arrivano a maturità, però anche se fosse una percentuale minima, si ipotizza un 10%, comunque sono moltissime. In Veneto ad oggi raccolte 326 tonnellate che solo in questo mese di agosto hanno raggiunto la quota di 84 tonnellate a Scardovari e 29 a Pila. Questo accade nelle acque dei nostri territori. In altopiano invece di Asiago il problema sono i cinghiali, come ci racconta la nostra redazione di Bassano del Grappa. I lupi che da anni imperversano sull'altopiano sono in buona compagnia. Da qualche tempo, infatti, c'è un'altra specie che sta creando danni immensi al territorio con ricadute immediate e anche sul lungo termine. Sono i cinghiali, la cui presenza è segnalata dalle devastazioni che i branchi causano ai pascoli del comprensorio altopianese. Ecco un esempio di quello che sono in grado di fare, che ci arriva da un prato di una contrada di Conco. Si tratta di un pendio che viene regolarmente sfalciato dai proprietari che poi raccolgono il fieno per il bestiame. Peccato che dopo il passaggio dei selvatici ci sia ben poco da sfalciare e da raccogliere fra buche e sassi portati in superficie. Il cinghiale scava con il muso alla ricerca di bulbi e radici, arando letteralmente il pendio e lasciando alle proprie spalle un'area inutilizzabile. Tutto questo avviene in molte zone dei 7 comuni, anche su pendii piuttosto ripidi e in altura, che sono quasi impossibili da ripristinare dopo la cena dei cinghiali. Muoversi su questi terreni distrutti non è sempre facile con il trattore e il ripristino costa spesso lunghe ore di lavoro, tanto che c'è chi ha deciso di lasciar perdere e di dedicarsi ad altri prati per la fienagione estiva. Questa dinamica porta però ad altri problemi, primo su tutti la perdita di aree destinate allo sfalcio e al pascolo che a lungo andare potrebbe mettere in seria difficoltà gli allevamenti delle terre alte. La seconda problematica riguarda la tenuta idrogeologica delle zone interessate, con ricadute che al momento restano ignote. E così gli agricoltori del comprensorio devono fare i conti con una specie che in altre zone del Veneto, vedi i Colli Euganei, ha già dimostrato di essere in grado di poter proliferare senza freno e di poter fare molti danni per l'economia locale. Le associazioni di categoria del settore primario se ne stanno interessando, ma il mondo agricolo vuole risposte subito. Un veloce break ora, torniamo tra poco.
Di nuovo in diretta, ultima parte di questa nostra prima edizione di oggi. Allora, saluto e ringrazio, vediamo se è collegato Massimo Albanese, presidente della comunità dei produttori dolciari di Confartigianato Treviso. La vediamo al lavoro, buongiorno Albanese. Buongiorno a lei. Allora, l'abbiamo invitata perché lei è uno dei promotori, ma questa moda si sta un po' allargando, questa tendenza l'abbiamo visto, sta prendendo anche la grande distribuzione, tra poco ne parleremo, del panettone estivo. È già qualche anno che se ne parla e sta effettivamente prendendo piede in questa estate 2023 in cui appunto si comincia a vedere qualche panettone estivo anche nei supermercati, non solo nei vostri laboratori artigianali, è così? Allora, questa è una novità, sinceramente non ne avevo mai sentito parlare del panettone estivo industriale e per carità vuol dire che l'industria segue l'artigiano che propone qualcosa di nuovo al mercato, anche se è secondo me una prerogativa del prodotto fresco, artigianale, quella del panettone sotto l'ombrellone, perché effettivamente non ho chiaro ovviamente la programmazione della produzione industriale, ma noi li facciamo freschi quotidianamente per la nostra clientela e devo dire che negli anni l'apprezzamento e l'interesse verso questo prodotto è aumentato in maniera esponenziale. Ecco, da quanto tempo avete lanciato questa idea e appunto come si differenzia questo panettone da quello che magari mangiamo a Natale? Allora, sono già 4 anni che noi lo proponiamo e la differenza da quello natalizio sta nell'inserto degli aromi che ci sono o comunque delle canditi che possono essere inseriti all'interno del panettone. Noi per esempio quest'anno abbiamo proposto, oltre a un classico che è la focaccia veneziana, che è un prodotto puro esclusivamente di pasta lievitata, abbiamo il panettone ananas e menta e qui ne abbiamo un esempio. Lo facciamo in versione da 500 grammi, quindi non è la forma classica del panettone, ma usiamo questa forma a bauletto, a lingotto, per facilitarne anche il taglio proprio sotto l'ombrellone, nel senso che si tagliano le fette e si riescono a mangiare agevolmente. E abbiamo anche la versione ai frutti di bosco, che sono gusti più estivi, più freschi, quindi al di là del panettone uvetta e arancia candita, che poi dopo nel periodo natalizio si amplifica l'assortimento con altri gusti che possono essere più invernali, quindi i cioccolati con le mandorle, con le noci, quindi cose che sono legate più a un periodo più freddo. D'estate cerchiamo di proporre qualcosa che sia più fresco e più estivo. In più normalmente lo proponiamo in abbinamento al nostro gelato, che chiaramente è un prodotto artigianale e che si sposa benissimo con il panettone. Le volevo proprio chiedere di questo abbinamento, infatti, il panettone che di solito raramente incontra il gelato proprio per la distanza di stagione, e invece è un buon abbinamento a questo, è una vostra proposta, ci dica. Sì, è effettivamente un abbinamento che si sposa benissimo perché d'estate si predilige anche qualcosa di fresco da consumare e il soffice panettone con la cucchiaiata di gelato in abbinamento è proprio un connubio eccezionale, insomma, è straordinario. E i clienti chiaramente ce ne danno un feedback notevolmente soddisfatto. Non brioche con la granita in questo caso, ma panettone con il gelato. Allora, ma il principio è un po' lo stesso, tutto sommato. Sì, il prodotto soffice che sposa qualcosa di fresco che rinfresca il palato, questo sì. Senta, ma che lei abbia visto che ormai anche Treviso è popolata di turisti, a chi piace di più questa idea, agli italiani o agli stranieri? Diciamo che è un plebiscito polilaterale, nel senso che sia l'italiano che viene a far colazione e fa la degustazione, perché noi proponiamo anche la degustazione del panettone con piccoli assaggi e questo fa sì che il cliente poi dopo sia interessato anche a fare la degustazione proprio della fetta di panettone con il gelato lì in loco,
oppure si prende il panettone e lo porta a casa insieme alla vaschetta di gelato e poi fa la degustazione a casa. E il turista è comunque incuriosito anche lui da questa proposta più estiva, insomma, del panettone, anche se dobbiamo dire che è un po' una questione legata alla tradizione italiana, il fatto che il panettone sia principalmente proposto nel periodo natalizio, perché chi l'ha sdoganato in altre nazioni, perché ricordiamolo, il panettone è un prodotto tipico italiano, ma ci sono dei colleghi francesi e spagnoli che lo propongono tutto l'anno e lo vendono tutto l'anno. Questo è dovuto al fatto che, non essendo un prodotto della tradizione gastronomica di quel paese, ovviamente non viene considerato come un dolce da ricorrenza. Noi vogliamo cercare di proporlo anche in altri periodi, proprio perché, essendo un dolce con la D maiuscola, merita di essere consumato anche in altri periodi. Soprattutto quello artigianale, lo abbiamo detto, con tutte le sue declinazioni, perché ci ha fatto un po' venire voglia vedendo le immagini dei panettoni che proponete voi. Senta, allora, dopo il panettone tradizionale, dopo quello salato, perché c'è anche quello salato che viene messo in commercio da un po' di tempo, abbiamo quello estivo. Quanto a leggerezza, Max, insomma, possiamo comunque permettercelo anche d'estate? Sì, sicuramente io dico sempre che le problematiche legate alle calorie sono dettate sempre dalle scelte che uno fa di regime alimentare quotidiano. Io posso permettermi di mangiare la fetta di panettone piuttosto che la brioche al mattino, se magari non abbondo con la pasta asciutta a pranzo o con i legumi o comunque con le altre cose durante la giornata. Quindi se uno sa bilanciare bene la sua alimentazione quotidiana, ci sta anche la fetta di dolce e la pallina di gelato sicuramente. E poi se lo si utilizza anche come merenda o, perché no, pasto unico sotto l'ombrellone, tanto di meglio. Certo, infatti, anche perché poi è un prodotto che dà energia, non affatica troppo la digestione, perché è di veloce digestione, quindi uno può anche fare un tuffo dopo in mare, dopo averlo consumato. Soprattutto i bambini che hanno questo spauracchio, no, del dover aspettare troppo per tornare in acqua. Esatto. Grazie infinite allora Massimo Albanese, presidente della comunità dei dolciari di Confartigianato, per questa apertura a questo dolce che sicuramente proveremo. Grazie Max. Grazie a lei, buona giornata. Buon lavoro a Massimo Albanese. Allora noi continuiamo a parlare di vacanze, di queste giornate, con un Ferragosto che è stato all'insegna dell'arte per molti italiani e stranieri che hanno scelto in particolare Vicenza. Attratti meno dalla spiaggia e più dalle città d'arte, appunto, si è registrato un boom di visitatori, in particolare nei musei civici. Meno mare e più cultura, così il Ferragosto degli italiani, sintetizzando i dati diffusi dal Ministero della Cultura, che raccontano di città come Roma e Venezia in cui i turisti hanno affollato il Parco del Colosseo e le gallerie dell'Accademia, e di una Vicenza che si conferma tra le città d'arte, tra le più apprezzate sia dai turisti italiani che stranieri, con un incremento di visitatori ai musei civici del 17,56% rispetto allo scorso anno. Si è infatti registrato il pienone nelle 3 giornate di ponte, con 5.537 ingressi nei musei e monumenti del comune, dove campeggia come luogo più visitato il Teatro Olimpico con 1.920 persone, seguito dalla Basilica Palladiana con 1.860. Se confrontati con il 2019, anno pre-Covid, restano al di sotto dei numeri registrati negli stessi 3 giorni, pari a 6.071. Ma l'aumento c'è rispetto al 2022, che ne registrava 4.710, e al 2021 con 3.496. Un aumento di presenze si registra in particolare per Palazzo Chiericati,
che da 520 ingressi del 2022 passa quest'anno a 805. I dati sono veramente incoraggianti, in particolare sono dati importanti quelli di Palazzo Chiericati, del nostro museo civico, che lo ricordo è il più importante museo civico, la più importante pinacoteca di terra del nord-est del nostro paese, quindi ha un potenziale di crescita enorme. Devo dire grazie ai dipendenti comunali e al personale che ha mantenuto l'apertura nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto, quindi a Ferragosto, perché ha consentito a tantissimi turisti e anche a qualche vicentino di poter fruire del nostro museo e in generale del grande patrimonio monumentale della nostra città. Andiamo a sentire allora le voci dei turisti intercettati proprio a Vicenza durante i loro giri nella città d'arte. Il teatro è splendido, veramente bello, veramente Dove vieni? bello. Roma. Milano per visitare il paese, Vicenza, la città, musei e insomma un po' quello che troviamo in giro. Di passaggio, siamo di Modena. Siamo 20 minuti dal mare, quindi in Molise diciamo che c'è mare e montagna, abbiamo preferito qui, abbiamo visitato anche un po' i laghi. Arrivano soprattutto dal Lazio, dalla Lombardia, dal Piemonte, ma anche dai comuni vicini del Veneto. Sono i turisti che animano strade e soprattutto luoghi d'arte vicentini, musei che in queste ferie agostane hanno saputo calamitare un 56% di visitatori provenienti dal resto dell'Italia. Siamo qui per un trekking e abbiamo il giorno libero e siamo venuti qua a visitare Vicenza, ci hanno detto che era carina e siamo contenti della scelta che abbiamo fatto. Sempre una città che attira, diciamo, il turista con quelle tante novità che uno non conosce, allora dice, vado a visitare, vedere cosa mi offre. Un 44% dei visitatori attratti dalle bellezze vicentine arriva invece dall'estero. Gli arrivi sono per il 30% dalla Francia, seguita da Germania, Spagna e Regno Unito, Ungheria e Stati Uniti. Ma c'è anche chi dall'Olanda, come questo gruppo per una tappa a mordi e fuggi. Chi dalla Svizzera o dall'Argentina. We are from Switzerland. De Argentina. Prima volta fui al Teatro Olímpico. Estuve caminando, paseando, mirando las iglesias, las fachadas. È hermoso. Ma una cosa è certa nel bel paese, tra un museo e l'altro, ad attirare c'è anche la pausa pranzo e le aspettative a Vicenza si concentrano sulle tipicità. Baccalà vicentino. Così dunque i turisti. Allora qualche aggiornamento di cronaca prima di salutarci. Intanto andiamo all'intervento dei Vigili del Fuoco stamattina alle 7 per un'auto in fiamme alla fine del Ponte della Libertà in direzione Mestre. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'incendio della Volvo alimentata a GPL è stato prontamente spento dalla squadra di Mestre, intervenuta con un'autopompa e un'autobotte. Durante le operazioni di spegnimento è stata chiusa la circolazione in transito per Mestre. L'intervento di messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del Fuoco è terminato intorno alle 9. Sull'home page della Tribuna di Treviso ora che riporta le prime indiscrezioni sull'esito dell'autopsia sul corpo del ristoratore trevigiano Maurizio Bassetto, ritrovato senza vita sabato nella concimaia del suo agriturismo sulle Grave del Piave a Cimadolmo. Si sarebbe suicidato, l'autopsia ha confermato sul corpo nessun segno di difesa fatale, una lesione che si sarebbe autoinferto al ventre. Questa era la prima ipotesi e a quanto pare l'esame autoptico ha confermato purtroppo il gesto estremo dell'80enne Maurizio Bassetto. Siamo in chiusura, allora tra poco le previsioni del tempo e la pubblicità. Io ringrazio come sempre in regia Andrea Basso e Mattia Pizzaia. Vi ricordo alle 13:30 il film di oggi Il mondo nelle mie braccia di Raoul Walsh con Gregory Peck e Bliff e Anthony Quinn. 1850 il capitano Jonathan Clark si invaghisce riamato della duchessa russa Marina, la nobildonna però ha numerosi pretendenti, tra i quali il principe Simeone, a cui lo zio ha promesso la mano della giovane, e vedremo come andrà a finire. Grazie a tutti e un buon pomeriggio, arrivederci.
Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al Meteo, previsioni per giovedì 17 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno più presenti nelle ore più fresche della giornata. Sui rilievi atteso nel pomeriggio qualche addensamento nuvoloso che potrebbe portare a qualche rovescio temporale. Temperature minime tra i 19 e i 23 gradi, massime sui 33-34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana da poco nuvoloso a variabile con probabili rovesci e temporali sparsi al pomeriggio. Sulla costa al mattino soffierà lieve borino, in giornata venti a regime di brezza. Temperature minime tra i 20 e i 23 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Sul Trentino Alto Adige soleggiato al mattino, dal pomeriggio previsti annuvolamenti localmente associati a rovesci temporali anche intensi. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli o moderati a prevalente regime di brezza. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime comprese tra i 32 e i 35 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.